Bravissimo Mario Trevi! Bravo! Guarda questa standing ovation, Mario, vieni! Un applauso per Mario Trevi! Sono tutti in piedi per C'è te! una standing ovation, vieni qui Mario! Vieni qui. Perché uno sono commosso, vedete? Bravo, è amico mio! Quello che penserà tua mamma è figlio mio! Che? Quello che penserà tua mamma è figlio mio! Figlia mia, no, lei ha che soddisfazione! Lei ha sempre avuto il dubbio, dice questo testo a chi è dedicato? Guarda, si sta innervosendo, ha fatto proprio così la signora Marisa. Questo testo a chi sarà dedicato? A me o a qualcun altro? Sicuramente alla signora Marisa. Sicuramente a lei. Non ho certo. dubbi. Che dubbio c'è? Allora, lo vuoi presentare tu il prossimo ospite? Guarda, ti dico il prossimo ospite. Lo ricordi? Il prossimo ospite, ragazzi, è un'istituzione. Cioè, è quello che c'era in quegli anni. Noi non c'eravamo, nessuno di noi. Lui c'era e ha cantato una delle canzoni più belle al Festival di Napoli, che ancora oggi è immortale, di un grande autore che era Salvatore Mazzocco. Possiamo col dire testo che di Umberto Martucci. Lui fa parte della vera storia della musica napoletana. E lo ringrazio infinitamente di essere qui con noi stasera. Ed è qui dalle 7. Certo. Uno come dei tutti i primi ad arrivare. Un grande professionista. Un grande applauso, Mario Trevi. Grazie. Un giovanotto di 3 anni, anche tu come Peppino. Buonasera a tutti quanti voi. Io stasera sono qui non come quello lì di 2 anni, ma di 82 anni, perché gli anni sono belli. Per esempio la mia grande signora Fierro, la grande Marisa che mi ha cresciuto. Io sono entrato nella Durium quando già Aurelio Fierro era un grande, però nessuno di voi, se mi permetti, voglio dirlo perché tu non eri ancora nato, forse. La signora Marisa Fierro, Aurelio, senza di Marisa, non avrebbe fatto niente, ve lo giuro su Dio, perché noi cantanti non sappiamo scegliere le canzoni le scelgono sempre gli altri, e siccome che Marisa era la moglie e forse ha litigata anche qualche volta perché Aurelio pensava una canzone e lei diceva no, se non canti questa io me ne vado di casa e il 50%, non dico il 60%, se no si offende Aurelio, il 50% del successo di Aurelio Fierro si chiama Marisa Fierro, perché Marisa Fierro era quella. Date un grande applauso a questa grande donna che lei ne sa più di noi. Io mi ricordo che quando arrivavamo proprio sotto ai festival e io dicevo vicino a Mindan Gian che era anche lui il grande nostro the boss della Durium, ti ricordi? Martinengo, ti ricordi? Airoldi. Mamma mia, praticamente la signora Fierro quando arrivava prima di tutti quanti gli altri, allora noi dicevamo ma chi ha scelto Marisa? Chi ha scelto Marisa per Aurelio? Allora per esempio così niente, dice no, chi le canta Lazzarella e io dicevo ha vinciuto. No, chi le canta Guaglione ha vinciuto. Pensate che io ho avuto il piacere di avere lo stesso grande maestro Edoardo Alfieri. Facciamo un grande applauso a Edoardo Alfieri, che è stato veramente uno dei grandi autori della nostra bella canzone napoletana, è stato un grande arrangiatore delle nostre belle canzoni napoletane. E poi vorrei che fareste un applauso non soltanto ai grandi Libero Bovio, Tagliaferra, Lame, eccetera, non ai grandi Pasquariello, Parisa, Papaccio, Donnarumma, Mignonetta, eccetera. Facciamo anche degli applausi che hanno dato veramente tanto alla nostra bella Napoli dopo gli anni 50 e che sono
il maestro Giuseppe Cioffi, il maestro Gigi Pisani, il maestro Mazzocco, Rendile, Vian, e chi ne ha, chi ne ha più ne mette. E dunque Napoli ha cantato prima della guerra e sta cantando ancora oggi, però logicamente i tempi cambiano, come sai, ci sono i cantanti che non so, fanno i ragazzi di magazzino e poi dice: sapete maestri, io ho fatto un disco. Vera? E chi te l'ha detto? Dice: no, perché Manoletta Catena ha una bella voce. Sentiamo. Perché danno. Vorrei ancora sottolineare un'altra cosa e poi chiudo. Il grande maestro Aurelio Fierro, che lui per me è stato un grande esempio. Aurelio, tu mo stai là, non lo so se puoi parlare, ma sono convinto, scusatemi che vi do le spalle, non lo so se puoi parlare, se non puoi parlare, ma chi sto sanno chi sei tu? Tu sei stato un master, i master, tutti i master, e tu dici Mario Trevi, hai capito? Aurelio, per 100 anni ancora, grazie. Adesso voglio cantarvi questa mia bella canzone, una canzoncella così che quando io vinsi il secondo premio, la signora Marisa Fierro dicette che sta avendo un successo mondiale, e hai avuto ragione Marisa, hai avuto ragione, perché indifferentemente la canta tutto il mondo e ognuno di noi si fa padrone di questa canzone, non sa perché. Grazie. Prego maestro, vai. Indifferentemente canta Mario Trevi. E noi per recitare l'ora di marcia restammo mano in mano senza tenere coraggio di guardare. Fammi che vuoi indifferentemente saccia che so, ma te non so più niente, e dammo solo non mi aspettati mai, che indifferentemente si tu macciva, non ti dico niente. Mentre mi scipamento che sono non sento più dolore e non tengo più lacrime per te.
Guarda questa standing ovation, Mario, vieni. Un applauso per Mario Trevi! Tutti in piedi per C'è una te. standing ovation, vieni qui Mario. Vieni qui. Perché uno deve... Sono commosso, vedete? Marita. Sono commosso veramente perché hai fatto una serata meravigliosa. Secondo me tuo padre invece di sorridere sta piangendo dalla gioia. Pure tu, vedi che lacrime da Allora, Maria Rosa, non mi fai mettere a chiamare. Sapete che significa questo qua? Date da una grande donna, una grande professionista, una grande competente. Lei, donna di 90 anni, per me dire sempre 20 anni, si sente bella, si sente troppo bella, è fatta innamorare una di gente. Figurati che gli autori si innamoravano, non appena aprivano. Lei è la moglie di Aurelio Fieri, ma lei è bellissima, perché non può ricere? Era bella, era troppo bella, è sì bella ancora. E avere questa rosa da te, sai che significa per me? Che è stato il più grande regalo, i più grandi applausi che ho avuto nella mia carriera. Non arriverà a questa. Grazie Marisa. Ti voglio bene. Mario Trevi! La targa per te, Mario. Allora... Grazie infinitamente di essere stato qui con noi stasera, perché è un pezzo di quella Napoli che c'era, era lì ed è qui. Mario Trevi!